Amici di Skate Italia, appassionati di hockey, ben collegati in diretta dal Paladante per l'ottava giornata del campionato di Serie 2 Girone A. Un cordiale buonasera da Gabriele Pellizzaro. Questa sera si affrontano Hockey Trissino contro Seregno in una importante gara appunto di alta classifica del Girone A, in quanto si affrontano la terza e la quarta, mentre a Correggio andrà in scena il big match per giocarsi la prima posizione con il Correggio che affronta il Tiene, e andando a concludere le gare che si giocheranno nel girone A, il Roller Bassano affronterà il Sandrigo, il Precalcino invece affronterà il Montebello, mentre il Valdagno sarà ospite del Recoaro. Una partita appunto importante per entrambe le formazioni, una gara che nel girone di Coppa Italia è stata molto intensa, finita 1-0 per la squadra allenata da Carlo Bertinato, con il gol che è arrivato a 1 minuto e 43 dalla fine della gara, con la firma di Luca Fortuna, in una partita in cui Leonardo Reggio si è reso protagonista di una serie di parate che ha messo a dura prova la squadra di Bertinato. Abbiamo già le formazioni che scenderanno in pista per il Trissino. Scenderà tra i pali Ray Flaminio con Edo Boscaro, Tognetti e i due Tognetti e Ceretta, mentre porteranno dalla panchina Cembetti, Reniero, Mazzaggio, Luca Fortuna e Antonio Rubega. Per il Seregno in porta appunto Leonardo Reggio, il quartetto esterno composto da Mauro Fiazza, Santiago Velasquez, Gioele Lazzari, l'ex di turno, con Marco Tremonada. Dalla panchina invece Riccardo Tesarollo, Leonardo Colombo, Luca Vaghi, Edoardo Febbo e il secondo portiere Lorenzo Uboldi, guidati da mister Giaroni. Ad arbitrare l'incontro invece il signor Mario Trevisan. Si sono giocate anche partite del girone B di Serie A2. Questo pomeriggio lo Scandiano ha vinto 3-0 in casa contro il Sarzana, mentre il Camaiore Corsaro a Eboli 4-2 e il Matera sta vincendo contro la Pumas di Mirko Bertolucci per 4-2. Ancora qualche istante e poi ci sarà il fischio d'inizio dell'ottavo turno del campionato di Serie 2. Il primo possesso sarà per i lombardi, con Tremolada sul punto di battuta. Primo possesso quindi per il Seregno, con Fiazza che cerca la accompagnata lunga, appoggia Tremolada, spalla alla porta, attaccato da Andrea Tognetti. Si fa vedere Fiazza nel centro, pressa alto il Trissino, recupera palla con Ceretta, già potenziale 3 contro 2. Reniero cerca il secondo palo, l'anticipo da parte di Lazzari, poi recupera facilmente Ceretta, cerca da subito di mettere la propria impronta il Trissino, pressing alto, ora tutto il Seregno all'interno della propria area. Ricomincia da dietro la squadra di Bertinato, Boscaro finta il piatto, si allarga, attaccato da Velasquez, il primo fallo di squadra è a danno del Ferezzo del Seregno. Doppio fallo in quanto Velasquez ha allontanato la sfera, e allora si ricomincia con Tognetti che scende sulla destra, attaccato ancora dall'argentino, non riesce il passaggio indietro. Tremolada, riparte il Seregno ma non riesce a farlo con velocità, e allora palleggia Lazzari, torna indietro ma sbaglia il passaggio, deve uscire dalla propria metà campo il Seregno. Ci pensa ora con Velasquez, con questo passaggio che arriva dalla Tremolada, usa bene il corpo il 33, si muove in area di rigore Fiazza, ricomincia da Velasquez, fatica a trovare profondità il Seregno. Fiazza si aiuta con il pattino, Boscaro solo per un momento, Fiazza ha il piatto dentro a cercare invece il passaggio verso Velasquez. L'anticipo da parte di Andrea Tognetti si rivela determinante. Reniero per Tognetti, attacca ancora sulla destra Andrea Tognetti, che poi cerca il piazzato sul secondo palo, alto non di molto la sua conclusione. Ora Lazzari sull'angolo, ancora pressing del Trissino, porta i suoi frutti, recupera palla Tognetti, finta il piatto, l'anticipo poi di Lazzari che salta Tognetti, riparte il 9, si allarga, prova il rovescio, chiuso da Ceretta. Deve ricominciare il Seregno ma Lazzari prosegue sul retroporta, pressato da Reniero, si aiuta con il fisico, poi Boscaro recupera sotto gamba, poi non gli riesce il secondo, recupera Lazzari,
E attenzione all'inserimento centrale di Velasquez, lo segue Boscaro, Lazzari costretto a ricominciare, marca largo il Trissino, ora recupera palla con Reniero, si prende anche il fallo da Tremolada. E allora uscito dal basso per gli uomini di Bertinato con Andrea Tognetti, che segue bene sul blocco di Reniero. Attenzione, c'è larghissimo Boscaro, lo cerca sul secondo palo Tognetti, non arriva a destinazione la sfera, poi pallina che si alza ancora Tognetti, c'è Reggio che tocca la sfera al di là della propria area di competenza, quindi si riprenderà da una punizione in favore degli uomini di casa con Ceretta e Reniero sul punto di battuta. Boscaro prosegue sulla verticale, Tognetti, il tiro poi viene sporcato da Velasquez, ancora Ceretta, mette velocità ma legge bene la situazione Gioele Lazzari che recupera velocemente da Velasquez, deve uscire dalla metacampo il Seregno, c'è l'anticipo di Boscaro e poi si prende anche il fallo da Tremolada. Quattro falli già per il Seregno, ancora 0 il Trissino. Ceretta accelera, sterza e ricomincia. Tognetti, rovescio deviato, forse addirittura da un giocatore del Seregno, pallina che si spegne sul retro della porta di difesa da Reggio. Allora imposta Seregno, Tremolada non mantiene il possesso, deve lavorare molto, spalla alla porta il 33 del Seregno per aiutare la squadra ad uscire dal pressing missionato dal Trissino. Attenzione, ora Boscaro attacca sulla sinistra, Velasquez da dietro, contropiede del Seregno con Tremolada sulla destra, scende sul retroporta, Tremolada nel mezzo, Fiazza si gira, cerca la conclusione rimpallata, riparte il Trissino 3 contro 2, Ceretta, Boscaro dall'altra parte sul secondo palo, Reniero, pallina che non arriva sulla stecca del 7, che poi perde la sfera sul contrasto con Lazzari, si fa vedere in avanti Tremolada, eccolo servito, sempre spalla alla porta, appoggia per Fiazza, in avanti per Lazzari, anticipato dall'altro 9, messo in campo dal Trissino con Tognetti, largo Reniero che sblocca l'incontro, prosegue bene sul secondo palo e a botta sicura porta in vantaggio il Trissino, 1-0 al Paladante, la firma di Jacopo Reniero, primo gol per lui in campionato, ritornato a giocare in Serie 2 dopo un infortunio, è tornato nella sfida contro il Recoaro e ora trova il suo primo gol in campionato. Trissino 1, Seregno 0 dopo 5 minuti scarsi nell'inizio della gara, però il Seregno non sembra mollare. Tremolada si gioca sull'angolo a sinistra di Ray Flaminio, l'anticipo di Boscaro che ora riparte, Boscaro si allarga, prova la conclusione, finisce larga, poi Ceretta deve lottare sull'angolo con Tremolada, Reniero alza la palla, cade, tutto buono sotto gli occhi di Trevisan, poi riparte il Seregno, ora il 3 contro 2, c'è la squadra di Giaroni, Velasquez per Fiazza nel mezzo, Re Flaminio ci mette il gambale, poi Tognetti può proseguire sul blocco di Boscaro, bella la diagonale per Ceretta, taglia campo, rovescio deviato dalla stecca di Gioele Lazzari, pallina che torna in campo, accomoda bene Lazzari che poi riesce ad andare da Velasquez, movimento in avanti di Tremolada e di Fiazza, alza la testa Lazzari, cerca la palla in verticale, non c'è nessuno, però andare a prendere palla qui, commette fallo Velasquez ed è già il quinto della squadra lombarda, mentre entra in campo Frank Tognetti al posto di Ceretta, porta palla al 5, appoggia per Boscaro, si chiude il Seregno, ricomincia da Tognetti, giro palla veloce, quello del Trissino in questo avvio di gara. Tognetti ancora a cercare Reniero all'interno dell'area, recupera Andrea Tognetti, piatto
Velasquez devia sopra la traversa. Tognetti sempre a preferire l'attacco sulla destra il 9, poi cade sul contrasto con Tremolada. Lazzari non riesce a uscire, Tognetti non arriva il passaggio a Boscaro, deve andare a concludere il Tristino, ci prova con Reniero, mira troppo alta da parte del giocatore cresciuto nelle giovanili del Roller Bassano. Primo time out dell'incontro chiamato da mister Giaroni quando sono passati 5 minuti e 52 secondi dall'inizio della gara. 1-0 il parziale in favore degli uomini di casa. Mentre ricordiamo che questa sera è un'altra serata importante a livello europeo. Due le squadre italiane in campo, il Monza nella USE e il Giovinazzo nella Trophy Cup. La squadra allenata da Jacquiers sta perdendo contro il Ribadave per 3-2, mentre quella di Pino Marzella avanti 3-0 contro il Pully dopo aver vinto all'andata in Svizzera 6-4, mentre il Sarzana sempre questa sera alle 21 affronterà il Wimmis nel ritorno dopo aver vinto 3-1. Si riparte con possesso Seregno. Piazza si chiude il triangolo con Velasquez che la mette nell'angolino e trova il pari per il Seregno. Triangolazione perfetta della squadra di Giaroni che rimette in parità i conti. La nona rete in campionato per Santi Velasquez. E quindi è da rifare per la squadra di Bertinato. Ora recupera palla ancora il Seregno con Fiazza. Appoggia per Lazzari che ha tanto spazio. Velasquez. Fiazza. Doppio blocco. Poi allarga per Lazzari, attenzione Tremolada, tutto solo all'interno dell'area di rigore, recupera la marcatura Tognetti, pallina poi lunga che arriva sulla stecca di Tremolada, pensa per un attimo, schiaccia, cerca invece sotto gamba, arriva però la chiusura da parte di Andrea Tognetti che poi imposta verso Reniero, retroporta Boscaro ad occupare l'area di rigore invece Tognetti. Reniero scende, scarica palla su Frank Tognetti, ricomincia dal fratello. Ora Boscaro, sguardo in avanti, si muove Reniero all'interno dell'area di rigore, viene a ricevere invece sul retroporta, attaccato da Fiazza, vince il raddoppio, riesce ad andare da Andrea Tognetti che carica il tiro, poi Boscaro raccoglie, anzi schiaccia, pallina rimane fuori, ancora Tognetti prova il rovescio senza guardare, risponde Reggio con il gambale. Fiazza, palla lunga che si schianta sui parastinchi di Boscaro e poi bravo Franco Tognetti ad anticipare, vuole il piatto, fa volare anche la stecca di Tremolada, poi recupera Velasquez, cerca l'uscita il Seregno, la trova con Fiazza, controlla a seguire, chiuso da Franco Tognetti contro due, poi arriva l'anticipo di Reniero a farla sua e a impostare come ultimo uomo Lazzari in pressing, ma è da solo, quindi ha spazio Reniero per partire, sterza e poi allarga verso Boscaro. Pronto Luca Fortuna per il Trissino, quindi anche due cambi per il Seregno. Tognetti in avanti, Boscaro perde palla sull'attacco di Velasquez, poi con un tunnel riesce ad uscire dal pressing, allarga per Tremolada, prova l'accompagnata Flaminio così, poi recupera palla il Trissino, 3 contro 2, ma Velasquez riesce ad anticipare, altra giocata di classe, ma la stecca è alta da parte dell'argentino, punizione già battuta per il Trissino con Boscaro a recuperare, sterza Boscaro, la parata di Reggio, poi Tremolada la mette sulla propria stecca, deve uscire, poi gancio contro gancio su Tognetti, palla in avanti a trovare
l'appoggio dell'attaccante. Nell'ingresso in campo di Tessarolo, poi scadono i 5 secondi di gioco passivo per il Seregno. Ed ecco che è entrato appunto Luca Fortuna per Reniero. Lo cerca subito Andrea Tognetti, l'anticipo di Fiazza che ora deve impostare. Altro cambio per il Seregno, mentre Fiazza prova il piatto. Ray Flaminio di posizione riesce ad opporsi. Poi il primo fallo di squadra del Trissino commesso da Fortuna. È entrato Febbo nelle file del Seregno con il 36. Eccolo Febbo che cerca subito di inserirsi, seguito bene da Andrea Tognetti. Tessarolo in avanti, l'anticipo però di Franco Tognetti permette il recupero facile di Boscaro. Allarga per Fortuna, il passaggio forse era troppo vicino, quindi Tessarolo ha la possibilità di lanciarsi, subisce il fallo da Tognetti. Mentre è rimasto a terra anche Velasquez. Giaroni gli fa cenno di chiudere la bocca, di non protestare. Tessarolo. C'è Fortuna a dare fastidio al portatore, poi Fiazza cerca di portarsela avanti. Tognetti ci mette il corpo e recupera palla, poi velocemente da Boscaro. Fa sentire Febbo, l'anticipo facile di Velasquez su Tognetti, altro tunnel di Velasquez, l'anticipo di Franco Tognetti, può allargare da Boscaro, tanto spazio nel passaggio però è troppo indietro e quindi c'è il recupero da parte di Febbo. Ora Velasquez deve trovare la profondità, Fiazza anticipato da Tognetti, è tutto buono. Chiedeva il fallo, la panchina lombarda, non della stessa opinione Mario Trevisan. Tognetti riesce a uscire e allargare il gioco. Boscaro. Rovescio, la parata di Reggio che poi la tiene lì e viene chiamato l'ingaggio a 2 da Trevisan. E allora anche un time out. Questa volta è chiamato da Carlo Bertinato. Sempre 1-1 il risultato. Al gol di Reniero ha risposto Santi Velasquez. Ingaggio 2, Fortuna e Lazzari sul punto di battuta. Ad averla meglio è il Trissinese che poi ricomincia da Boscaro e allora Tognetti. Ancora il capitano. Trova sul retroporta Luca Fortuna, ancora Boscaro di prima intenzione, pallina alta. Buona l'iniziativa del Trissino. Mentre il Seregno perde un'ulteriore sfera nella metacampo avversaria. Tognetti, attenzione al corridoio per Boscaro, la respinta sul guantone di Reggio. Prosegue l'azione. Tognetti. Siamo entrati ormai nel 11° minuto di gara. Tognetti, bella la sterzata, non subisce fallo, riparte il Seregno ma lo fa in maniera lenta. Permette quindi al Trissino di posizionarsi in pressing. Palline in verticale, non si capiscono Febbo e Lazzari. Quindi ulteriore possesso trissinese. Boscaro prosegue sul blocco di Fortuna, che poi va anche a concludere. Reggio in qualche modo
e poi Velasquez a pulire la propria area di rigore, cerca la profondità, l'anticipo secco di Andrea Tognetti che poi carica il piatto. Reggio si era posizionato bene e riesce a parare. Fortuna alimenta l'azione sulla retroporta, allarga il gioco verso Boscaro, chiama il blocco, eccolo servito in corsa Andrea Tognetti, a saltare poi Febbo ma non la stecca di Velasquez, poi sbaglia il passaggio. Fortuna al limite, Fortuna allo scarico per Tognetti, non te schiaccia, Reggio para 2 volte 3 volte, pallina Cremanelli e poi il fallo in attacco del Trissino. Ed è punizione sull'angolo alto, mentre appunto Reggio va ad asciugare la propria visiera. Una bella prima metà di primo tempo, intensa, con più occasioni del Trissino rispetto al Seregno, che sta più concentrandosi a difendere e poi ripartire in maniera ordinata, mentre il Trissino come al solito gioca di pressing. Lazzari, ancora una volta l'anticipo di Tognetti, forse aspetta troppo per trovare lo scarico. Boscaro si fa spazio, poi Tognetti, rovescio rasoterra, Reggio si allunga e para, poi Velasquez cerca di accelerare, salta Boscaro ma non Andrea Tognetti, che poi va da Fortuna, cioè in avanti Boscaro, viene incontro l'11, Fortuna prosegue sulla destra, scambio con il proprio capitano, attaccato poi da Lazzari, rischia qualcosa Luca Fortuna ma bravo ad andare da Andrea Tognetti. Bella la giocata, Tognetti ne salta 2, Tognetti la risposta con i parastinchi di Tessarolo, ancora attacca il Trissino con Tognetti, deve andare a concludere, anzi no, c'ha ulteriori 15 secondi la squadra di Carlo Bertinato. Boscaro, piatto, ma c'è un fallo in attacco ancora di Fortuna. E siamo a 4 per il Trissino, 5 per il Seregno, mentre è rientrato in campo l'autore del momentaneo 1-0, Jacopo Reniero. Pronto anche Fiazza, con Giaroni che gli dà indicazioni. Tessarolo, l'appoggio verso Febbo, sterza, alza la testa, finta il piatto, poi cerca il dialogo, c'è però e qui le proteste di Ray Flaminio ed è giallo per il portiere del Trissino, che aveva fatto passare la sfera per eludere il controllo della sfera, e c'è cascato anche l'arbitro, in quanto secondo il direttore di gara Ray Flaminio ha toccato la palla appunto al di fuori della propria area di competenza, quindi giallo per il portiere e punizione d'angolo basso a favore del Seregno, con Febbo che porta palla, dialoga con Tessarolo, ricomincia da Lazzari, il verticale trova l'appoggio per Febbo, ancora Tessarolo che cerca lo spazio al centro, bravo Tognetti a dare fastidio, recupera Reniero, serie di ganci, poi Velasquez con il fisico ferma il numero 7 trissinese e permette a Febbo di recuperare palla, ora rischia però di perderla sul pressing di Fortuna. Lazzari fa proseguire la sfera per Velasquez in area, Velasquez mira troppo larga da parte dell'argentino, poi c'è fallo di Reniero secondo il direttore di gara. Punizione già battuta da Seregno, alza e schiaccia di Velasquez che colpisce al volto Tessarolo, quindi questa volta la punizione sull'angolo basso c'era il Trissino, ora il pressing lo mette il Seregno, uscita bassa del Trissino con Tognetti
arriva fino alla metà campo, poi il gancio non riesce a passare, rischia qualcosina e allora Luca Fortuna si muove in area Reniero. Andrea Tognetti si allarga ancora, Tognetti cerca di imbucare sul primo palo Reggio, non ci riesce ancora Reniero, serie di ganci e poi Reggio a pulire la propria area. Ora Lazzari in controllo verso Tessarolo, l'appoggio in avanti per Tessarolo, c'è Andrea Tognetti a mettere il fisico e poi Lazzari a recuperare. Lottano Tessarolo e Tognetti, il fallo l'ha commesso il giocatore del Seregno, pronto a rientrare anche Boscaro per la squadra di Bertinato. Punizione battuta, Frank Tognetti cerca lo scarico in avanti, guardando Fortuna invece preferisce cambiare lato andando dal fratello. Eccolo Fortuna che appoggia da Frank Tognetti, tanto spazio per Andrea, pallina nel mezzo, Reniero poi non riesce a recuperare palla, lo fa invece Lazzari che cerca di accentrarsi, c'è un contatto buono sotto gli occhi dell'arbitro. Tognetti, Reniero, ancora Frank Tognetti, ecco l'ingresso in campo di Boscaro, viene servito il capitano, prova il piatto, Edo Boscaro fa 2-1, ma forse l'ultima deviazione è stata di Luca Fortuna. A 9:37 dal termine del primo tempo il Trissino ritorna in vantaggio, è 2-1 il risultato. Quindi cambia il parziale nuovamente al Paladante con il gol appunto di Luca Fortuna. Firma quindi la sua terza rete in campionato il 95 trissinese. E allora Seregno ancora una volta a inseguire. Febbo cerca l'appoggio, poi c'è il fallo del Seregno con forse Velasquez che ha preso un colpo da Boscaro. Va a sincerarsi delle condizioni dell'argentino il capitano del Trissino. Rimane comunque in campo Boscaro a trovare Fortuna, l'anticipo di Lazzari, poi deve impostare Tessarolo verso Velasquez, c'è il pressing attivo di Tognetti, il blocco di Febo, cadono in due giocatori del Seregno ed è fallo di squadra del Trissino che sale a quota 6. Rientra Ceretta per la squadra di casa, rientra anche Fiazza invece per il Seregno a 8:53 al termine del primo tempo. Fiazza attaccato da Ceretta, scadono in 5 secondi, bisogna ribattere la punizione, la linea non era ferma. Reniero salta Febbo, poi allarga per Boscaro, carica il piatto il capitano del Trissino, la risposta pronta di Reggio, poi Reniero sull'angolo a lottare in mezzo a due, riesce a farla passare, poi la perde, aspettava forse l'appoggio di Ceretta, recupera Fiazza, attaccare Febo, c'è Boscaro, poi Flaminio appoggia sulla stecca di Tognetti, 3 contro 2, allarga bene per Reniero, sul secondo palo Boscaro che da pochi passi spara alto, potenziale 3-1 per il Trissino che non sfrutta l'occasione con Edo Boscaro. Fiazza, pallina lunga che arriva da parte di Velasquez, attaccato da Boscaro, si muove in area invece Febbo, Velasquez tocca la palla da terra,
Allora, punizione già battuta dalla squadra di casa con Ceretta che prova il piatto. Reggio col guantone respinge la sfera. Bella l'iniziativa di Ceretta. Tognetti. Tocca quel che basta Lazzari per sporcare il possesso palla di Tognetti, poi riparte Febo, allarga per Fiazza, carica il rovescio, arriva come un treno Reniero a chiudere l'azione del Seregno, ma ancora Fiazza in possesso, poi cade, tutto buono, riparte un 3 contro 2 con Boscaro che appoggia per Reniero, allarga bene per Tognetti davanti a Reggio che gli dice di no con il gambale, si dispera in panchina Carlo Bertinato, altra grande palla gol per il Trissino. Ora Bertinato chiama Tognetti che si prepara. Febo ricomincia da Velasquez. Ecco il piatto respinto da Reniero. Ancora possesso per i Lombardi. Febo. Bassissimo invece Lazzari. Si trasforma quasi in un 3 contro 3. Fiazza su Ceretta. Riesce a passare. Fiazza il passaggio per Febo che se la alza troppo. Non riesce a dare a concludere. E ora pronto un doppio cambio per il Trissino. Entra Andrea Tognetti per Reniero. Pronto anche Pippo Mazzaggio che entra adesso al posto di Frank Tognetti. Ceretta, zone centrali, ricomincia ad Andrea. Si fa vedere Boscaro, Tognetti prova, raso terra, non c'è nessun compagno pronto a deviare la palla. Allora Lazzari appoggia su Velasquez. Lazzari. Servito da Febbo. Ricomincia un passaggio arretrato che va a prenderselo Luca Vaghi, appena entrato rischia qualcosa ma cade nei 5 secondi. Vaghi è entrato al posto di Velasquez per questo finale. Ceretta allo spazio, viene fermato con un buon intervento di Reggio. Tognetti rischia tantissimo, Fiazza recupera, alza troppo palla e infatti Bertinato si arrabbia con Andrea Tognetti, gli dice di giocare semplice. Ha rischiato molto qui il numero 8. Andando a vedere velocemente negli altri campi, il Sandrigo sta vincendo contro il Roller Bassano per 1-0, stesso risultato, anzi no, appena andato raddoppio il Montecco Precalcino sul Montebello, mentre tiene Correggio fermo sull'1-1, mentre in Serie A1 il Viareggio sta vincendo Novara 2-0 e il Grosseto avanti 1-0 nel derby contro il Castiglione. Mazzaggio pressato da Lazzari, si aiuta con il pattino, arriva al doppio di Vaghi, riesce comunque a passare Mazzaggio verso Ceretta, ricomincia da Boscaro, carica il piatto e allarga. Tognetti ancora a rischiare a perdere palla, Fiazza per il Seregno, carica rovescio, conclusione Re Flaminio con il piatto risponde. Poi sfera che finisce sul soppalco. Andarla a recuperare Carlo Bertinato. Tremolada sotto gamba sull'angolo, bassissimo ancora Lazzari, altro 3 contro 3 nella metacampo del Trissino. Fiazza non riesce a far proseguire l'azione, ottimo il pressing messo in atto dal Trissino che non permette un'uscita facile e pulita per il Seregno. Ceretta si
Sguardo al centro, pallina che prosegue sulla stecca di Boscaro, la respinta di Reggio. Attenzione al contropiede del Seregno con un 2 contro 1 con Tremolada, mira troppo larga del 33. Vicino al pari il Seregno. Sono queste le situazioni che la squadra di Giaroni deve sfruttare. Un trissino sbilanciato, ma Tremolada non è stato lucido sotto porta. Lazzari, forse c'era un blocco irregolare, non secondo l'arbitro. Lazzari prosegue sulla destra, alza, schiaccia e Ray Flaminio para appoggiandolo sulla stecca di Mazzaggio. Poi Ceretta lascia campo a Tognetti, movimenti là davanti di Mazzaggio, eccolo servito il 28 pressato da Lazzari, ancora Mazzaggio perde palla, recupera il Seregno con Lazzari, carica il piatto, respinge centralmente Flaminio, poi bravo Ceretta a recuperare ma non c'è nessun compagno pronto a ricevere. Lazzari ricomincia da Vaghi, in avanti a trovare Tremolada, contati tra Tognetti e Fiazza, ancora Tremolada nel traffico, cerca l'accompagnata, Mazzaggio attaccato da Tremolada, riesce ad andare da Tognetti, cerca di prendere il campo, poi il fallo brutto di Fiazza. Vediamo il colore del cartellino, è blu per il capitano del Seregno, protesta anche Giaroni in panchina. E allora 2 minuti di power play per il Trissino. Giallo anche per Giaroni in panchina. Quindi ammonita adesso la panchina del... Ammonita la panchina del Seregno a 3:27. Due minuti di superiorità per il Trissino. Con Tognetti, Boscaro, Mazzaggio e Ceretta contro Tremolada, Tessarolo e Vaghi. Ceretta, Tognetti e Boscaro sull'out di destra, il blocco del giocatore del Trissino, ancora Tognetti allarga per Boscaro, poi Mazzaggio a occupare l'area, c'è Ceretta, prova il piatto, Boscaro finisce largo ma ancora possesso Trissino. Boscaro, Mazzaggio attacca l'area di rigore con la parata poi di Reggio, recupera Tremolada pressato da Ceretta in 3 a pressare il 33 del Seregno, poi Vaghi, bello il tunnel su Tognetti, poi arriva Boscaro come un treno a rubare palla, riparte veloce il Trissino ma il Seregno si è già riposizionato e allora prosegue la superiorità della squadra di casa. Ora Tognetti va a bloccare Vaghi, allarga bene per Mazzaggio che cerca poi il secondo palo. Ceretta, l'anticipo però di Reggio e poi tiene sfera e allora ingaggio 2. Time out chiamato al volo da Luca Giaroni a 2:25 dal termine del primo tempo, sempre Trissino avanti 2-1 grazie ai gol di Reniero e Fortuna per il Seregno, invece il pari momentaneo di Santi Velasquez, mentre sono cambiati alcuni parziali nelle altre piste, col Tiene che è passato in vantaggio sul Correggio 2-1 e il Roller ha pareggiato col Sandrigo, mentre in campi europei è finita tra Leida e San Ioanense. Squadra spagnola vince per 4-2, il Monza sta perdendo contro il Ribadave 4-3, Calafell avanti 1-0 sul Braga e il Caldes avanti 4-2 sulla Juventude Pacense, mentre nella Trophy Cup Valongo avanti 6-2 contro il Merignac, Giovinazzo sta vincendo 3-0 sul Pully, mentre il Noisy avanti 2-0 contro gli spagnoli del San Just e è iniziata da poco la gara tra Sarzana e Wimmis, quindi il risultato ancora a reti bianche.
È entrato Ciambetti per il Trissino al posto di Mazzaggio e anche Reniero. Eccolo il 7 che carica il piatto dritto sulle stecche di Vaghi. Recupera Ceretta, appoggia da Reniero, ancora il 47. Ceretta, si fa vedere Ciambetti in area di rigore. Scarico per Reniero, Ceretta, piatto che quasi Reggio se la trova lì di testa, poi Tremolada cerca di mandare palla in avanti, non ci riesce, recupera Reniero. Ancora Reniero, poi Ceretta. Tognetti, si muove in aria Ciambetti. Rovescio di Reniero, la respinta in tuffo di Reggio. Il Trissino forse deve dare un po' più di velocità al suo possesso palla. Ceretta, è rientrato Velasquez che ruba palla, si invola dalle parti di Re Flaminio. Velasquez in accompagnata, bassa e facile per il portiere del Trissino, ma è entrato benissimo in campo Santi Velasquez. Rubata palla e si è involato subito dalle parti del portiere del Trissino. Tremolada. Usa bene il fisico il 33. Velasquez a fare da blocco. Ciambetti a lottare col giocatore del Seregno. Tessarolo a vincere il contrasto con Tognetti. Riesce ad andare poi da Ceretta. Attacca lo spazio al centro. Fermato poi da Tremolada. Scusate, da Vaghi che poi appoggia dal 33. Palla in avanti. Tessarolo. Non c'è nessuno. Recupero facile di Reniero che poi va da Ceretta. Tocca per Tognetti. Blocco di Ciambetti. Reniero ricomincia, ultimo possesso del Trissino. 20 secondi rimasti da giocare in questo primo tempo. Vuole andare all'ultima conclusione il Trissino. Reniero. Ne salta uno. Ne salta due Reniero che poi cerca il sottogamba. Jacopo Reniero non ci riesce per un nulla. E poi il fallo in attacco di Ciambetti. Fallo numero 7. Parità quindi anche per i falli. Termina il primo tempo, Trissino avanti 2-1 sul Seregno, una bella prima frazione di gioco intensa, più palle gol per il Trissino rispetto al Seregno che ha saputo però far male alla squadra di casa con il gol di Santiago Velasquez. Poi Re Flaminio ha dovuto sudare per respingere le occasioni avute dal Seregno. Dall'altra parte il Trissino con più pressing, più palle gol, che chiude avanti 2-1 grazie alle reti di Fortuna e Jacopo Reniero. Ora qualche minuto di pausa e poi il secondo tempo tra Trissino e Seregno.
Pronti per il secondo tempo tra Hockey Trissino e Seregno, squadra di Carlo Bertinato avanti 2-1 con le reti di Reniero e Luca Fortuna. Per il Seregno invece il pari firmato da Santi Velasquez, un primo tempo in cui abbiamo visto un Trissino più attivo offensivamente, pressing a tutto campo per gli uomini di Bertinato contro un Seregno che ha pensato più a difendersi e a ripartire, ma quando lo fa si rende spesso pericoloso dalle parti di Ray Flaminio, che ha dovuto sudare durante il primo tempo. Ora Tognetti, Reniero, Boscaro e anche Andrea Tognetti in campo. Dall'altra parte Velasquez con Fiazza, Vaghi e Lazzari insieme a appunto Santi Velasquez, sempre Reggio a difendere la porta per il Seregno. Prima punizione in favore dei lombardi di questo secondo tempo. Fiazza per Lazzari che prende campo, stringe anche Velasquez, scende sulla destra il 9 seguito da Reniero. Lazzari ancora con Reniero che va a recuperare palla e a ripartire e fa ripartire gli uomini di casa. Reniero, blocco di Andrea Tognetti per il fratello Francesco. Ancora Reniero, Tognetti, ancora il 7 che alza la testa, trova in avanti Franco Tognetti, si muove dietro invece Boscaro, poi sbaglia il passaggio, il Seregno si alza con Fiazza che trova in area di rigore, Velasquez che pareggia ancora l'argentino su errore in uscita del Trissino. Santi Velasquez non perdona e in apertura di secondo tempo il Seregno pareggia nuovamente e 2-2 il gol ancora di Velasquez. Allora Trissino che deve costruire nuovamente il vantaggio. Ora Boscaro recupera, attaccato ancora da Velasquez. Boscaro poi subisce fallo da Vaghi. E attenzione che il conto dei falli per il Seregno comincia a essere importante. 8 contro i 7 del Trissino. Boscaro, Tognetti, non si chiude il triangolo. Andrea Tognetti fa proseguire la sfera per Reniero. Parata semplice da parte di Reggio, pronto con il gambale sul primo palo. Tognetti appoggia per Reniero, alza, schiaccia, forse la palla era troppo alta. Prosegue però l'azione del Trissino. Boscaro, si chiude bene il Seregno all'interno della propria tre quarti, deve giocare velocemente il Trissino, muovere palla per scardinare la difesa del Seregno. Velasquez tocca palla da terra, punizione battuta per il Trissino con Boscaro che alza sempre la testa per provare il piatto. Attenzione, sbilanciata la difesa del Trissino, ancora Velasquez davanti a Re Flaminio che para sull'incursione dell'argentino. Ecco il momento di chiamare il time out per Carlo Bertinato. Non è entrato con il piglio giusto il Trissino che ora ci va vicino con Reniero. Non è entrato bene in campo la squadra di casa che dopo aver subito il gol del pari rischia anche di essere in svantaggio. Ora Reniero a lottare sempre con Velasquez, non vince il contrasto con Lazzari. Ancora Fiazza in area di rigore, Fiazza la chiude Re Flaminio ed ecco appunto il time out chiamato da Bertinato. 22-10 al termine della gara, è 2-2 il parziale.
Forse un time out più per scuotere il Trissino, quello chiamato da Bertinato. Una squadra che si è fatta trovare sbilanciata nell'ultima azione, in cui Re Flaminio ha dovuto opporsi a un testa a testa con Velasquez. Punizione, ingaggio 2 battuto e vinto dal Seregno con Lazzari. Ora possesso sull'angolo, a contrasto con Reniero che recupera, lascia palla poi a Boscaro, ma Velasquez pulisce la propria tre quarti. Poi ancora Tognetti che sbaglia, Velasquez a recuperare sul lato corto ora dell'area, scarica su Lazzari, prosegue sulla destra, il blocco di Fiazza a liberarsi in area di rigore. Lazzari seguito da Tognetti che con una doppia battuta non riesce a girare in porta la sfera. Spazio adesso per Frank Tognetti, blocco di Reniero e il Seregno si posiziona. Andrea Tognetti per Reniero, scarico per Frank, conclusione di prima intenzione, non c'entra lo specchio della porta. Poi il raddoppio di Vaghi e Lazzari su Reniero che commette fallo. Protesta il capitano del Trissino che viene ammonito. E ora esce Boscaro, entra Ceretta. Ed entra anche Tessarolo per Vaghi. Velasquez in avanti a trovare Fiazza, cerca il tunnel su Ceretta, poi commette fallo il capitano del Seregno. E quindi si accende la luce rossa per i lombardi. Al prossimo sarà tiro diretto in favore del Trissino. Ceretta rischia qualcosa sul possesso palla, blocco di Tognetti falloso e quindi si accende la luce rossa anche per il Trissino. 9-9. Poi c'è un ribaltamento di fronte, forse un doppio tocco, non ho ben capito, del Seregno. E allora attaccatissimo con Ceretta, non trova la verticalità, chiude bene Velasquez. Tognetti. Ricomincia da Ceretta. Rovescio, Reggio con la manona aperta. Allontana la palla verso la propria porta. Punizione da angolo basso per il Trissino con Tognetti che tocca per Reniero e allora velocemente da Andrea Tognetti. Piatto ancora una volta Reggio. Poi Lazzari verso Velasquez in profondità a trovare Fiazza. C'è Tognetti a dare fastidio, lavora a spalle alle porta il capitano del Seregno. Poi sbaglia il passaggio verso Tessarolo, recupero da parte di Tognetti. Accenna il pressing il Seregno, si prepara Fortuna nella panchina del Trissino. Tognetti appoggia sul retroporta per Reniero. Ceretta non controlla bene, riesce ad andare da Andrea Tognetti, attacca lo spazio, Tognetti in mezzo a tutti, Tognetti, Reggio la para con il petto. Nel portiere classe 2005. Eccolo l'ingresso in campo di Fortuna al posto di Francesco Tognetti. Andrea Tognetti, Fortuna. Ora stringe in campo il 95, Tognetti allarga per Ceretta. Serie di finte del 47, prima del mezzo, la girata di Fortuna, poi Reggio di prepotenza, ma proteste da parte del Trissino
quanto secondo loro il portiere non ha lasciata palla libera. Ingaggia 2, vediamo che schizza in alto e finisce sulla stecca di Reniero che appoggia da Tognetti. Reniero difende palla sull'attacco di Velasquez, attaccato, e qui il 10° fallo. Ci sta tutto, chiedeva anche qualcosa di più il pubblico di casa, e allora a 18:52 il Trissino ha la possibilità da tiro diretto di riportarsi in vantaggio. L'incaricato sembra essere Luca Fortuna. Lui che ha già segnato quella contro il Recoaro nella scorsa giornata. E allora Fortuna contro Reggio. Si attende il fischio del direttore di gara. Parte Fortuna, serie di ganci, alza, schiaccia! Luca Fortuna con qualità riporta in vantaggio il Trissino. Alza e schiaccia, morbido morbido, e il gol da parte del 95 di Luca Suerte. Tre a 2 quindi per il Trissino, terza volta avanti la squadra di Carlo Bertinato. E vediamo come reagisce la squadra invece di Giaroni. Tognetti attaccato da Tezzarolo, riesce a allargare. Fortuna. Ancora il 95. Verso Tognetti, in avanti per Reniero, si muove in area di rigore Ceretta. Andrea Tognetti, Ceretta sul retroporta, servito, si chiude il Seregno, ricomincia da Fortuna, taglia il campo per Reniero, spazio per il Ceretta che appoggia Reniero, è un rovescio che diventa poi un assist verso Andrea Tognetti che non riesce a concludere a rete. Ancora Trissino, sempre con Tognetti in possesso, deve andare a concludere, il tocco di Tessarolo, pallina che rimane lì e la recupera il 7 del Seregno, che poi cambia gioco verso Lazzari che prende campo. Attenzione il taglio di Fiazza. Lazzari, una gomitata al volto su Reniero. Subisce colpo il 7, sembra poter continuare. Velasquez per Tessarolo, respinto da Reniero, poi Fiazza, controlla a seguire, chiuso da Ceretta che porta palla in avanti verso Reniero che anticipa l'intervento di Lazzari, abbracciato il 7, poi Tessarolo in qualche modo la fa ripartire con Velasquez, cerca l'1 contro 1 con Fortuna, usa bene il fisico il 95 che scherma e prende gli applausi da Bertinato, poi la chiusura di Reniero, Re Flaminio a impostare quasi lui il gioco verso Fortuna. Tognetti, cambiano lungo la linea di metacampo Fortuna e Andrea Tognetti. Ora si cambia gioco, si va da Ceretta, è pronto Francesco Tognetti che entra in campo al posto di Reniero. Ceretta, il tiro da fuori di Tognetti, respinto dai gambali di Reggio. Poi Fiazza deve uscire dal pressing, bravo Fortuna a dare fastidio, poi Ceretta a recuperare palla, pallina che rimane lì e viene recuperata poi da Tessarolo, deve impostare il 7 e uscire dalla propria metà campo e ci riesce nonostante il pressing di Fortuna. Poi il raddoppio perfetto da parte di Ceretta,
Ora fa un po' più fatica adesso il Seregno a mantenere un possesso palla. Ceretta, pallina nel mezzo e Fortuna da pochi centimetri non riesce a spingerla dentro. Sfiora il doppio vantaggio il Trissino con Fortuna. E allora imposta ancora il Seregno con Fiazza. Passa in mezzo a due, Sterza. Si è fatto tutto il campo, poi non riesce ad andare a concludere. Poi attacca il Trissino con Andrea Tognetti che non riesce ad andare. Scusate Francesco, che non riesce ad andare da Andrea. Poi Lazzari verso Fiazza, l'anticipo di Fortuna. Ceretta rischia qualcosa, spazio ora per Franco Tognetti, attacca la porta, innalza e schiaccia. Legge bene la situazione Tessarolo che poi va a recuperare palla. Lazzari, raddoppiato il 9, che finisce sulla stecca di Vaghi che è appena entrato al posto di Fiazza. Velasquez appoggia per Lazzari, prende campo, cerca di uscire sulla destra. Velasquez si aiuta col blocco di Tessarolo in mezzo a tre. L'argentino non riesce ad attaccare il Seregno, tiro da fuori, Re Flaminio, pallina che rimane lì e l'anticipo, poi c'è il fallo ed è il numero 10 del Trissino, il fallo di Suerte che ora esce al posto di Boscaro. E allora il tiro diretto ce l'ha il Seregno con Lazzari. Vuole segnare il gol dell'ex a quanto pare. A 14:50 il Seregno ha la possibilità di pareggiare per la terza volta. Il Trissino ha sfruttato il tiro diretto dopo i 10 falli. Vedremo se riuscirà a farlo anche la squadra di mister Giaroni. Parte Lazzari, finta, si allarga, serie di ganci, Lazzari in accompagnata, la mette sotto la traversa e trova il pareggio, il terzo del Seregno, ed è il gol numero 2 per lui in campionato. Ottima realizzazione di Gioele Lazzari. Serie di ganci e poi palla sotto la traversa. Altro pareggio nel Seregno che continua a inseguire il Trissino. Vediamo come reagisce nuovamente la squadra di Bertinato. Ceretta, pallina per Tognetti, mentre c'è un guanto che è quello di Vaghi vicino alla porta di Reggio. Tognetti prende campo, salta Velasquez, lo scarico per il tiro, viene poi fermato Tessarolo, ferma il gioco per appunto recuperare questo guanto di Tessarolo. Dando un occhio veloce alle altre piste, tiene avanti 4-2 sul Correggio, 2-2 invece tra Roller e Sandrigo. E Precalcino sempre avanti di 2-0 contro il Montebello. Tessarolo in avanti a trovare Vaghi. Attenzione all'inserimento di Febo. Ancora il 36 adesso sull'angolo a lottare con Ceretta, lo tiene lì. Vediamo chi recupera palla, arriva il raddoppio, irregolare secondo Trevisan. E allora punizione dall'angolo, battuta dal Trissino con Reniero che tocca verso Boscaro, cerca di farsi vedere in avanti Tognetti, servito. E allora tanto spazio per Ceretta, poiché carica il piatto, respinge con il guantone Reggio, poi recupera Lazzari, contropiede del Seregno, Lazzari in accompagnata, troppo stretta, para Re Flaminio, recupera Andrea Tognetti, attenzione al varco al centro per Boscaro, è da solo, Boscaro viene servito! Non riesce a battere a rete, a palla alta il capitano del Trissino. Altro palla gol quindi per la squadra di casa. Tessarolo da fuori, Flaminio risponde, allora contropiede il Trissino con Boscaro, attende il rimorchio di Tognetti, largo Ceretta, Tognetti a rasoterra, pallina ancora nel mezzo, Tognetti, Reggio a gambe aperte non permette al Trissino di trovare il quarto vantaggio della serata.
sostituzione del Seregno, fuori Lazzari, rientra Piazza a 13:03 al termine della gara. Ceretta la mette giù, Boscaro prende campo, Boscaro in area di rigore, Boscaro, Reggio riesce a parare, ha cercato lo scavetto praticamente do Boscaro, con Reggio battuto non riesce a trovare la porta. Buono il colpo di Reni da parte del portiere del Seregno, aveva fatto tutto bene il capitano del Trissino, a punteggio che rimane sul 3-3. Andrea Tognetti, piatto largo, recupera Tessarolo, stringe Piazza, si fa vedere Vaghi che lascia il varco per Piazza, la chiusura di Boscaro, poi non c'è nessun compagno a raccogliere. Piazza, Tessarolo cerca da dietro Boscaro, andare a recuperare palla, il raddoppio di Ceretta, riesce a passare Tessarolo in qualche modo, poi il recupero di Tognetti è provvidenziale. Bella giocata tecnica da parte del 7. Pronto Tremolada per il Seregno, sono pronti poi Reiniero e Mazzaggio invece per il Trissino. Tognetti, pallina nel mezzo, eccolo il primo cambio, fuori Ceretta ed entra Jacopo Reiniero. Frank Tognetti sulla sinistra, appoggia dal fratello, allarga per Reiniero, va di rovescio, pallina troppo alta, poi forse la deviazione è stata nel Seregno. Time out intanto chiamato appunto da Mister Giaroni. 11:23, 3-3 il risultato. Punizione battuta dal Seregno con Piazza che cerca la palla lunga su Tremolada, pallina che arriva a destinazione, poi lottano il 33 e il capitano del Trissino, pallina che torna nuovamente sull'angolo, questa volta a combattere sono Febbo e Reiniero, riesce ad andare dal compagno Febbo, poi Velasquez a far proseguire la sfera. Piazza attaccato da Tognetti, riesce a passare ancora il capitano del Seregno, appoggia per Febbo sulla retroporta, attacca l'area Velasquez. Piazza, blocco di Febbo, attenzione Piazza, il gancio, pallina che rimane al centro e poi Reiniero pulisce, attacca Tognetti, 2 contro 2, Tognetti cerca di passare, anzi schiaccia, il fallo da parte di Velasquez. Vediamo quali sono provvedimenti blu a Febbo e quindi altri 2 minuti di superiorità. Il fallo l'ha commesso Febbo, quindi non Velasquez. Due minuti di superiorità per il Trissino come nel primo tempo. Piazza, Tremolada e Velasquez contro i 2 Tognetti, Reiniero e Boscaro. Gioco a 3 sulla destra per il Trissino, ora Tognetti va a bloccare, conclusione da fuori, respinta, poi Reiniero in caduta, non riesce a alzare la palla quanto basta, Velasquez a fare la sua, Boscaro
a riprenderla. Poi Tognetti si riposiziona nuovamente a 3 il Trissino sulla destra. Blocco di Tognetti per liberare il piatto deviato da Velasquez. Piatto partito dalla stecca di Boscaro. Poi Tognetti entra dentro la lunetta di Reggio. Se non ho visto male, quindi punizione in favore del Seregno. Fiazza e Tremolada, pallina lunga che arriva dalle parti di Velasquez, 1 contro 1. Velasquez poi Tognetti da dietro a rubare palla. Tremolada a raccogliere, cerca di passare, non ci riesce. E allora il 3 contro 2, attenzione, rimane a terra Tremolada dall'altra parte. Il cartellino è di colore blu per Tognetti. La stecca è rimasta incastrata sotto il braccio di Tremolada. Cartellino blu e quindi si ripristina di fatto il numero di giocatori in campo. È 3 contro 3. Reniero. Fiazza a chiudere. Riesce Reniero ad andare da Frank Tognetti, poi ancora Boscaro. Reniero, si posiziona Boscaro all'interno dell'area di rigore, ricomincia da Frank Tognetti. Il blocco, Tognetti attacca bene, Tognetti per Reniero, chiude Fiazza. Poi velocemente la Tremolada. Taglia la diagonale, chiude il blocco, Tremolada, attenzione a Fiazza davanti a Re Flaminio, pallina larga. Sfiora il vantaggio il Seregno. Poi eccolo lì Tremolada che commette fallo. Punizione battuta dal Trissino con Boscaro. Si gira Boscaro il passaggio per Reniero che non riesce ad alzarla. Riparte ancora il Seregno. Attenzione a Velasquez. Tremolada invece va di rovescio. Pallina alta. E quindi punizione per la squadra di casa. Tognetti per Boscaro a piazzare, Reggio col guantone. Velasquez in avanti per Tremolada, è rientrato il quarto giocatore del Seregno che è Lazzari. Scadono i 10 secondi di gioco per il Seregno, recupera il Trissino che ora è in inferiorità. Tognetti in mezzo a due riesce a passare, Tognetti l'assist per Boscaro, Reggio a dire di no, poi ancora Trissino. Che grande giocata personale di Tognetti che ha liberato Boscaro che non è riuscito a piazzarla per il 4-3. Ora la superiorità ce l'ha il Seregno. Tremolada, Lazzari a dialogare, Fiazza in area di rigore, Velasquez sul retro della porta ad allungare la squadra. Tremolada, Lazzari attacca la porta, alza, schiaccia per Cavanelli e l'ingaggio a 2. Chiamato da Trevisan, si arrabbiano i giocatori del Seregno. Si rimane sul 3-3. Ingaggio a 2. Reniero e Lazzari. Arriva Tremolada. Un fallo. È andato di puro fisico. Il 33 biancoverde. Boscaro. È rientrato anche il quarto del Trissino, Simone Ceretta. Reniero. Eccolo Ceretta. Ricomincia da Tognetti, allora Edo Boscaro, si fa vedere Tognetti nel mezzo, la conclusione parata da Reggio e poi arriva Velasquez che se la porta via, salta tutti, Velasquez rovescio, la su terra, parata così dire Flaminio e poi in rasoterra Tremolada non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Altro cambio per il Trissino, entra Andrea Tognetti per Boscaro. Ceretta, serie di finte per liberare il rovescio dritto, però sui parastinchi di Lazzari. Tremolada
riesce ad andare da Velasquez, piatto fuori. Esce Ceretta, entra Fortuna. Tognetti attende la palla, Luca Fortuna allarga il gioco. Tognetti attacca sulla destra, prima del mezzo, con l'anticipo però di Fiazza su Reniero. E poi Lazzari deve uscire dalla propria metà campo, pallina lunga. Fa tutto il giro della porta. Poi Tremolada vince il contrasto, Tremolada, Re Flaminio a parare, poi Tognetti a recuperare. Tognetti, piatto, stava per diventare un assist. Ancora Trissino, Reniero attaccato da Lazzari. Ricomincia ad Andrea Tognetti, Fortuna, un po' di spazio. Reniero deve impostare il Trissino, giocare largo. 10 secondi ancora a disposizione per andare a concludere. Tognetti attaccato da Reggio. Commette fallo. Punizione in angolo basso per il Trissino. 5:29 ancora da giocare al Paladante. Reniero per Tognetti, ancora il tocco, l'attacco di Velasquez a rubare palla al numero 7. Velasquez con una sassata che finisce di poco larga rispetto alla porta difesa da Re Flaminio. Ora Tognetti arriva ancora, sempre Santiago Velasquez a recuperare palla, poi Tremolada, Fiazza, pallina alta. Il Serenio sta avendo buone chance in questo secondo tempo, mentre Tognetti dall'altra parte arriva fino, attenzione a Boscaro che aveva preso velocità, chiude bene Velasquez, ancora Boscaro ad alimentare l'azione, mezza 3, poi ancora una volta Reggio tocca palla al retro della porta. Poi time out chiamato da Giaroni. 4:42, sempre 3-3 il risultato. Fortuna e Reniero, c'è un punto di battuta, mentre potete sentire i tifosi da ambo le parti, una buona cornice di pubblico in questo sabato sera di A2. Lazzari attaccato da Reniero, terza, va fino in fondo, ancora Lazzari, movimento di Febo sulla retroporta. Lazzari la fa proseguire per Velasquez. Tremolada verso Febo. Si alza il pressing del Trissino.
Velasquez nel mezzo per Febo, che non riesce a centrare la porta, poi Fortuna quasi da terra a vincere il contrasto. Poi Reniero va a stringere Boscaro, ricomincia da Andrea Tognetti. Ancora Andrea. Febo con il fisico a schermare il 9 del Trissino. Poi recupera palla Febo, stringe Velasquez. Fiazza appena entrato, carica il piatto. Reniero respinge, poi Tremolada perde palla. Fortuna se ne deve inventare una, poi per Calezza schiaccia, finisce largo, poi Velasquez, attenzione da questa parte, si è inserito bene Tremolada, chiusura perfetta, è in corsa da parte di Boscaro che poi accelera, scende sulla sinistra, Boscaro si fa tutto il campo, cerca poi di rientrare, chiuso da Reggio, riparte ancora il Seregno con Tremolada. Reniero a dare fastidio, a tutto il giro Tremolada con una mano, non riesce poi a concludere. 2:40. Tognetti, Boscaro in due adesso, occupare l'area di rigore del Seregno, attenzione che il Trissino rimane sbilanciato. Velasquez, pallina che non passa, ottimo ancora il recupero da parte di Boscaro che poi va a riprendersi sfera, attacca l'area, Boscaro in mezzo a due, Boscaro poi Reniero, Fortuna a recuperare. Tognetti, Fortuna, lungo la linea di metacampo Andrea Tognetti e Edo Boscaro. Fortuna invece ad allungare la squadra sul retro della porta. Reniero carica il piatto deviato dalle stecche avversarie. Fortuna e Velasquez a contrasto sull'angolo, deve la meglio l'argentino, poi prende spazio Vaghi, taglia Fiazza, Vaghi arriva fino alla tre quarti avversaria, poi allarga il gioco verso Febo, l'anticipo secco, quello di Reniero, che poi riparte, bella la giocata tecnica, poi va a scontrarsi con Velasquez, tutto buono, Febo a recuperare, cerca di passare 36, chiude Reniero, poi si sbilancia Febo, 4 contro 3 con Fortuna che poi regala palla a Febo, 2 contro 1 c'era il Seregno, Febo appoggia per Fiazza, chiusura da parte della difesa trissinese, riparte a sua volta Fortuna, allarga verso Boscaro. Ora arrivano i cambi del Trissino, è entrato Tognetti per Reniero in questo finale. Tognetti, poi prova la conclusione Fortuna verso Boscaro, allarga il gioco verso Andrea Tognetti, ora preme il Trissino, ultimo giro di orologio, prova Boscaro, la respinta coi gambali da parte di Reggio. Tognetti riesce ad andare da Fortuna verso Boscaro, vuole andare a lui, l'ultimo a concludere, altro piatto, Reggio para, Tognetti arriva ed è la stecca contro stecca. Bertinato voleva rigore. 37 i secondi rimasti da giocare. Boscaro velocemente da Fortuna, prova il piatto, arriva Velasquez quasi in tuffo a parare, poi lotta sull'angolo. Tognetti contro Febo da vincere il 36. Febo, stanno scadendo i secondi di gioco passivo, scadono adesso. ...18 secondi. Pallina velocemente verso Boscaro. Tognetti. Piatto, rasoterra, alto. L'ultimo tocco di Tognetti, quindi punizione in favore del Seregno. 11 secondi di gioco. Febo e Fiazza. Rimane dietro porta il capitano del Seregno, pallina lunga e di fatto, attenzione Velasquez, pallina nel mezzo. Termina qui l'incontro, Trissino e Seregno si dividono la posta in palio, un punto a testa, bella gara
con il Trissino che non è riuscito a sfruttare la grande quantità di palle gol, mentre il Seregno è rimasto in partita fino all'ultimo, recuperando tutti e tre i gol di svantaggio. Ora i prossimi incontri delle due squadre vedono il Trissino ad affrontare in trasferta il Correggio in un'altra gara di alta classifica, mentre la squadra allenata da mister Giaroni dovrà ospitare il Recoaro. Una bella partita, 3-3 il risultato finale. Io vi ringrazio per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata.